Siamo con Marinella Ferigo e Davide Patat qui a Gemona per presentare un nuovo piatto frutto dei prodotti del territorio, i chiapiei di San Marc. Cosa sono, Davide? Allora, i chiapiei di San Marc sono dei tortelli che vengono preparati con una farina 00 del luogo e una farina di mais cinquantino. Praticamente viene fatta la comunissima pasta che veniva fatta una volta in Friuli Venezia Giulia a base di farina ed acqua. Il ripieno viene fatto con dei formaggi della latteria turnaria di Campolessi, formaggio stagionato, formaggio fresco e ricotta, e viene aggiunta al ripieno vengono aggiunti dei fichi secchi. Il tutto viene preparato per poi essere cucinato e saltato con della morchia, sempre fatta con del burro della latteria turnaria e della farina di mais cinquantino. Come mai vi è venuta questa idea? Mi è venuta questa idea perché da quando mi hanno eletto presidente dell'Unione Cuochi Friuli Venezia Giulia mi ero messa un chiodo fisso di portare avanti i giovani. Siamo andati a Rimini, sono andata con loro con 5 giovani, sono tornati con le medaglie e allora Campolessi ci ha chiesto se inventavamo un piatto nuovo per il territorio gemonese, ma soprattutto per la sagra, i 50 anni dell'anniversario della loro sagra. E con Davide abbiamo studiato un attimino e ci è venuto fuori questo piatto. Dove e quando si potrà gustare? Allora, questo piatto verrà preparato con uno show cooking il 24 aprile alle 18:45 presso la sagra di San Marco, e al termine del show cooking ci sarà la degustazione, sarà possibile assaggiare il piatto ogni giorno in sagra. I valori di questi prodotti che si è riusciti a riscoprire dal territorio? Sono alti e bisogna che continuiamo a portare avanti i valori di tutto il territorio. Domenica e lunedì ero a Matera all'Assemblea Nazionale dei Cuochi e il nostro presidente giustamente ha detto lavorate come state lavorando, promuovendo i vostri prodotti, ognuno nel suo territorio, e questi sono prodotti che hanno un valore abbastanza alto. Solo sta a noi tirarli fuori, valorizzarli, bisogna ripartire un po' da questo, io penso, in tutta Italia, non solo in Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo dei prodotti eccellenti.